Eccoci con mister Giancarlo Maggio, un 2-2 che per poco diventava un 3-2 come domenica scorsa se non veniva buttato fuori dalla linea dal difensore avversario, però siamo stati bravi a ribaltare il risultato nel primo tempo, siamo andati all'intervallo un 2-1, abbiamo anche subito un palo che poteva essere un 2-0, però poi qualcosa nel secondo tempo non ha funzionato perché non siamo riusciti a mettere dentro la palla del terzo gol che ci avrebbe dato sicurezza. Cosa è mancato? La partita è iniziata chiaramente in salita e su questo sono arrabbiato, siamo tutti arrabbiati. Dobbiamo lavorare perché partire ad handicap è sempre molto difficile. Recuperare, i ragazzi sono stati bravi, come spesso fanno, chiaramente spreca energie perché rincorrere non è mai facile ed è chiaro che poi queste energie mentali e anche fisiche le paghi nella ripresa. Ho chiesto di essere compatti, abbiamo cercato di gestirla, abbiamo avuto 2 o 3 situazioni per far male e fare il terzo e poi loro hanno trovato questo gol con un tiro da 20-25 metri e doveva essere evitato perché era una posizione centrale e andava assolutamente letta meglio. Dispiace perché potevano essere 6 punti in 2 partite, dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto, siamo stati più sfortunati domenica scorsa perché abbiamo avuto 2 occasioni nell'ultimo minuto e ce l'hanno presa sulla linea. Io credo che dobbiamo lavorare con tanto impegno, c'è tanto da migliorare, ci sono dei giocatori da recuperare, io credo che insomma, il Portogruaro al completo darà filo da torcere, domenica ci aspetta una partita dura, ci mettiamo a lavorare da martedì e speriamo insomma, di riscattare la partita di Roma. Lei ha parlato di giocatori da recuperare. Ci sono state le sostituzioni di Viel e Mazzarella che penso abbiano qualcosa di fisico o sono state scelte tecniche? No, hanno avuto un problema, Viel ho dovuto sostituirlo nel primo tempo perché ha avuto un problema alla schiena, Mazzarella piano piano sta migliorando, sta entrando in condizione, per noi chiaramente un giocatore importante. Quindi anche dei Rossi? Anche dei Rossi ho dovuto cambiarlo perché ha accusato un dolore muscolare, quindi chiaro che perdi anche un po' di ordine che poi paghi quando poi devi addirittura andare a fare il terzo gol. Dispiace, adesso cerchiamo di recuperare queste situazioni e speriamo di avere una squadra che piano piano migliora anche dal punto di vista della condizione. Sì, lei ha nominato partita difficile domenica prossima che è contro il Porto Mansuè, però non dobbiamo dimenticarci che poi abbiamo altri 2 pretendenti al titolo perché abbiamo lo Pitergina e il Treviso, perciò abbiamo un trittico veramente importante e oltretutto c'è anche la partita di Coppa in mezzo perché il 20 dobbiamo andare a giocare contro il 90. La preoccupa questo o prende una partita alla volta? Sì, mi conoscete ormai, per me era questa la partita più importante, quella di oggi. Andiamo di partita in partita anche perché se poi ho dato un'occhiata ai risultati anche del girone ci sono state delle sorprese, tra virgolette, quindi è dura per tutti. Non bisogna buttare via questo punto perché ogni partita è difficile per tutti, è un girone complicato. Si sono tutte organizzate, quindi pensiamo a domenica e poi vedremo. Partita in partita andiamo avanti. Grazie mister. Grazie.